avevamo piacere sia io che l'assessore, che appunto dopo arriva, a dirvi un attimo cosa stiamo facendo e qual è esattamente la situazione sia per quanto riguarda il PORFES 2014-2020 sia la chiusura del vecchio POR 2007-2013 e poi anche fare il punto della situazione relativamente alla Smart Specialization Strategy RIS3. Bene, allora entrando un attimo sulla situazione comincerei con il programma 2014-2020 che è quello in essere e che è quello relativo alla tabella 1 che voi avete, cominciamo ecco da là. Ecco, questa qui è esattamente la situazione. Stiamo parlando di un programma operativo da 600 milioni di euro, che sarebbero 5,76 più 24 che riguarda l'assistenza tecnica e come vedete qui ci sono i 6 assi di ripartizione di questi 600 milioni e li vedete, sono scritti, inutile che ve lo dica io, insomma ricerca del gruppo, agenda digitale, avete le cifre a fianco, quindi queste ve le potete vedere in un secondo momento. Girerei pagina e andrei alla tabella numero 2. Ecco, qui era per cominciare a darvi un attimo quella che è la situazione attuale. Come potete vedere noi abbiamo già dato avvio a 12 bandi che sono stati pubblicati con una dotazione complessiva di 62 milioni di euro. Quindi voglio dire, non è che il programma sia fermo, il programma sta camminando, sono già stati appunto pubblicati questi 12 bandi. Sono arrivate richieste, e questo diciamo è una delle grandi sorprese, per 278 milioni di euro, quindi a fronte dei 62 messi a disposizione 278 sono state le richieste, pari a 2700 domande pervenute. Successivamente tra dicembre e gennaio partiremo anche con altri bandi che sono già praticamente preparati e riguardano, se non vado errato, il turismo e la ricerca e lo sviluppo ancora, giusto? E questi arriveranno attorno la data precisa dovrebbe essere il 7 gennaio, ma fate conto che tra il 7 e il 15 gennaio dovrebbero uscire anche questi ulteriori bandi. Poi vediamo se c'era la tabella successiva. Ecco sì, tabella successiva, tabella 3, e avete esattamente questi 12 bandi che sono stati aperti, alcuni sono aperti, alcuni sono già stati chiusi e sono quelli in rosso, li vedete chiaramente. Vedete a fianco sia la dotazione finanziaria che noi avevamo previsto inizialmente che le richieste di sostegno, cioè quante domande in termini economici, valorizzazione, no? Faccio un esempio, il famoso bando che dopo discuteremo del manifatturiero dell'artigianato, a fronte di un bando di 5 milioni di euro sono arrivate richieste per 77 milioni di euro. Queste giustificano anche il perché abbiamo avuto dei problemini, ma solo su questo bando, perché sostanzialmente il SIU, il sistema integrato unificato, ha tenuto. Certo è che è andato in sofferenza, e questo non bisogna nasconderlo, su questi due bandi qua, quelli sull'artigianato e sul commercio, perché a fronte di queste richieste appunto sono arrivate domande per una quantità, cioè, noi sapevamo che c'era un po' di fame sul territorio, ma non pensavamo proprio così. Le stesse categorie, qua c'è la Confartigianato, lo sapevano che c'era richiesta, perché teniamo conto, e va detto, che era anni che non si facevano operazioni di questo tipo sul territorio, e quindi ovviamente tutti quanti si sono, come si suol dire, buttati a pesce, giustamente, e questo ci ha messo in difficoltà, in particolare su questi due bandi. Devo dire che comunque qua c'è anche il dottor Cecchinato che lo sta seguendo, che stiamo mettendo a punto sempre di più anche il sistema, il SIU, e facendo anche tesoro di ciò che è accaduto e che ci ha permesso anche di migliorare lo stesso sistema. Quindi l'aggregazione di impresa nel settore di ricerca e innovazione, le reti di impresa o di prodotto sul turismo e il settore ricettivo turistico, per un totale di 24 milioni. Ho visto a livello giornalistico delle preoccupazioni relativamente alla RIS3, cioè alla Smart Specialization Strategy, dove insomma,
qualcuno paventava la possibilità di non impiegare questi fondi, che sono i fondi dell'asse 1 se non sbaglio, no? Che quindi sono quelli relativi ai famosi 114 milioni. Allora qui in sostanza cosa è successo? Che l'Europa ci ha chiesto, la Commissione Europea ci ha chiesto maggiori diciamo, documentazione per andare a specificare meglio questo programma. Le integrazioni sono già state inviate a livello informale alla Commissione, tra l'altro il 14 e 15 che abbiamo avuto il Comitato di Sorveglianza era presente il dottor Nigri, che è il responsabile che segue il Veneto a livello europeo e che noi abbiamo avuto modo di incontrare ancora a settembre. Siamo andati su io, la dottoressa Del Pietro e il dottor Cecchinato, perché a volte io vedo che incomprensioni vengono fuori anche dal fatto che se non ci si parla e non si sa cosa si sta facendo, né noi né loro, rischiano poi di nascere delle conversioni che poi di fatto non esistono. In quell'occasione vi abbiamo spiegato esattamente cosa avevamo fatto nel passato, quindi la chiusura del vecchio, cosa stavamo facendo su questo. Si sono rasserenati moltissimo gli animi, tant'è vero che lo stesso il dottor Nigri ha fatto un intervento in comitato di sorveglianza distensivo e ha detto sì, è vero, ho ricevuto tutta la documentazione, prima in maniera informale, in maniera da concordarla con loro, adesso non so quando arriverà quella ufficiale, ma a breve, perché dobbiamo entro il 31/12 chiudere questa partita assieme a Nigri, che è d'accordo, della RIS 3, e in maniera tale che insomma anche questo paventato rischio, queste preoccupazioni che c'erano sul rischio di questi 114 milioni sono completamente diciamo, escluse.